Prima udienza preliminare nell'ambito della richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo a carico di 8 imputati coinvolti nell'inchiesta Mosaico. Il blitz della squadra mobile di Agrigento, guidata dal vicequestore aggiunto Giovanni Minardi, che lo scorso settembre fece luce sull'ormai nota faida Favara-Lieggi. Tutti gli imputati hanno chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato. La richiesta di rinvio a giudizio è stata firmata dai PM Claudio Camilleri, Calogero Ferrara, Alessia Sinatra e Gianluca De Leo. Alcune accuse sono state stralciate. 8 gli imputati: Alfonso Bellavia, 48 anni, residente in Belgio; Calogero Bellavia, 30 anni, di Favara; Calogero Ferraro, 43 anni, di Favara; Calogero Gastoni, 38 anni, di Agrigento; Carmelo Nicotra, 39 anni, di Favara; Gerlando Russotto, 31 anni, di Favara; Carmelo Vardaro, 44 anni, di Favara; Vincenzo Vitello, 64 anni, di Favara e Maurizio Di Stefano, 47 anni, di Favara. La posizione di quest'ultimo, forse per un problema di notifiche, non essendo residente in Italia, è stata stralciata. 3 gli omicidi contestati: quello di Mario Jakelic, avvenuto il 14 settembre 2016 in Belgio, contestato ai Bellavia e ai Vardaro; quello ai danni di Carmelo Ciffa, ucciso in pieno giorno a Favara il 26 ottobre del 2016, contestato ai Bellavia; e quello ai danni di Emanuele Ferraro, ucciso a Favara l'8 marzo del 2018, il delitto è contestato a Gastoni. Lo stesso Di Stefano sarebbe vittima di 2 tentati omicidi, il primo in occasione dell'omicidio di Jakelic e il secondo il 23 maggio 2017 a Favara, nel magazzino di Nicotra. Anche in questo caso la vittima designata era lui, ma si salvò e restò solo ferito. Nell'inchiesta sono confluiti una serie di segmenti investigativi su un vasto giro di armi, droga ed episodi di criminalità connessi agli agguati.